a vecha comanda, se comanda, adesso muoie, a se condannada, suami che sbaglia, prega il Signor, che non che sbaglia all'assessor, e deghe un mandato, deghe lo lungo, cussi a vecha fa griglia il mondo, e se il region la va, chissà vecha chi la farà. Non c'è che dire, quest'anno le hanno addirittura cantate al sindaco Mario Conte dal palco di Ponte Dante. 57esima edizione di un processo alla Vecia, raro esempio di una città che sorridendo si mette ogni anno sotto esame. Perché se il sindaco è il parafulmine della situazione, in realtà sono un po' tutti i trevigiani, in parte accusatori, in parte imputati, di quell'udienza che finisce inevitabilmente a fuoco e fiamme. E nel dibattimento ogni edizione è una pagina di storia. E se per Mazzaroli il punto dolente è stato il teatro, per Gentilini le panchine, per Mario Conte quest'anno inevitabilmente è stato il fenomeno baby gang e la violenza giovanile in città. Ogni sacrosanto di a stessa storia, voce che si pituffa e che si fa male, che fa casì, far strada e che tacca briga. E l'avvocato difende questo? Sicura fino a un certo punto, perché sono partiti in bomba con le baby gang e la maranza, lì c'è un problema. Siccome siamo una città sicura, quando succedono degli episodi ai quali non siamo abituati e ai quali non vogliamo abituarci, fanno molta notizia, però noi dobbiamo lavorare perché questi episodi non succedano, quindi servono le forze dell'ordine, ma serve anche la comunità che sappia reagire e educare, perché stiamo parlando di ragazzi molto giovani ai quali evidentemente manca una guida e mancano dei valori. Poi tutte le altre situazioni sotto esame, dalle tariffe contadine ai biglietti della MOM, dal traffico sul PUT al sottopasso allagato della stazione, per uno spettacolo che Antena 3 riproporrà domenica prossima, forte di dati d'ascolto che hanno confermato il processo alla Vecia come il programma più seguito tra tutte le emittenti del Veneto. Uno spettacolo che ha affascinato anche tanti turisti venuti da diverse parti d'Italia. Firenze non capita, è molto bello vedere che in una città c'è ancora lo spirito vivo del popolo che comunque fa vivere le sue tradizioni. Io sono di Bari, sono della Puglia e non mi è mai capitato vedere qualcosa del genere. È qualcosa che rappresenta proprio magari la città. Ogni città ha qualcosa che caratterizza e io ho visto qualcosa di caratteristico di questa città. È davvero coraggioso e ammirabile come cosa da fare, è davvero bella. Spero che tutto questo venga poi ascoltato, naturalmente.